I dati regionali sulla vendemmia e le vendite del vino veneto dicono che le bollicine continuano a farla da padrone, riempiendo la stragrande maggioranza degli 800 milioni di bottiglie qui prodotte. I rossi sono in difficoltà. La difficoltà è su vini che hanno gradazione alcolica elevata, che pescano solamente sul mercato americano o cinese, rossi, e lì bisogna aiutarli, collaborare, creare fondamentalmente una sorta di cabina di regia per lavorare assieme in una sorta di sperimentazione sia di gusto che di grado alcolico, ma anche di mercato. 20.000 gli addetti in regione nel settore vitivinicolo. Il PIL del settore agroalimentare veneto, pari a 8 miliardi e mezzo di euro, per circa la metà è generato dal vino. Veneto Agricoltura è l'agenzia della regione per il settore primario. Si stanno analizzando i dati della vendemmia 25, almeno 3/4 dei dati. Che cosa dicono questi dati, direttore Caner, e cosa farà Veneto Agricoltura per essere vicina ai vitivinicoltori del Veneto, che sono una potenza, insomma, possiamo dirlo in estrema sintesi? I dati tutto sommato sono dei dati positivi in termini di produzione e in termini di qualità, quindi di quantità e di qualità. Anche l'export, i dati ci dicono che nei primi 3 trimestri 2025, manca l'ultimo, siamo cresciuti, di poco ma siamo cresciuti. Un po' di apprensione l'abbiamo sull'ultimo trimestre perché insomma entrano in vigore gli effetti dei dazi americani. È anche vero che siamo alla vigilia della firma sul Mercosur, che invece per il vitivinicolo sarà molto positivo perché apre un mercato molto importante. Come si deve proseguire su questa strada nel corso del 2026, anche per difendersi dai dazi statunitensi sul vino italiano e dalla riduzione del numero delle aziende vitivinicole in Veneto? Alcune aree stanno benissimo, alcune aree stanno bene, alcune aree stanno un po' meno bene. L'area del Prosecco è un'area potentissima, somma 800 milioni di bottiglie, consorzi fortissimi, grande divulgazione tecnica, grande capacità anche di collegarsi ai bisogni delle aziende, studio continuo anche nella diversificazione del prodotto, alcol sì, alcol no, ci si mette in discussione. Altre aree hanno difficoltà dal punto di vista proprio dell'alcol, del gusto, delle scelte di mercato, e noi come Regione dobbiamo essere vicino a queste realtà, aiutarle, cercare di creare delle esperienze anche nuove su mercati nuovi. Ad esempio il Mercosur è un mercato potenzialmente importante, con il pacchetto vino UE noi daremo la possibilità anche di avere questa penetrazione assistita e daremo anche la capacità alle singole aziende di sperimentare determinate soluzioni di mercato. Come si deve proseguire su questa strada nel corso del 2026, anche per difendersi dai dazi statunitensi sul vino italiano e dalla riduzione del numero delle aziende vitivinicole in Veneto? Gli agricoltori si devono aspettare una Veneto Agricoltura, un ente vicino a loro che vuole investire soprattutto sul tema della sostenibilità e quindi far sì che tante fitopatie che abbiamo sul territorio vengano affrontate in maniera operativa, quindi ricerca, innovazione, ma soprattutto trasferimento di queste conoscenze, e far sì che il mondo agricolo e i cittadini in generale sappiano cosa fa Veneto Agricoltura, perché è un ente molto importante che ha tantissimi progetti di ricerca e innovazione, ma purtroppo, ahimè, secondo me è ancora non molto conosciuta.